Si è concluso il suo mandato da commissario straordinario della città di Conegliano. Un bilancio di questo lavoro svolto? Il bilancio è assolutamente positivo, grazie alla collaborazione degli uffici, della struttura organizzativa e della dirigenziale sono stati portati avanti molti progetti, alcuni sono iniziati, c'è stata una continuità dell'azione amministrativa e direi alcuna paralisi del Comune. Le dispiace un po' di lasciare la città e che cosa ricorderà di Conegliano? Allora, sicuramente mi dispiace molto perché mi ero affezionato, sono affezionato e in un certo senso abituato, ecco, un anno è lungo e io ricorderò diciamo, con piacere l'attività svolta in questo periodo e niente, mi sono un po' emozionato, ecco, insomma, quindi credo che la sincerità e la simpatia dei coneglianesi mi rimarrà sul cuore. E adesso quale sarà il suo ruolo e ha in progetto in futuro di tornare a trovare la città di Conegliano? Beh, non mancherà l'occasione di poter tornare sia nello svolgimento del proprio compito, perché comunque rimane naturalmente insomma, il mio compito che è quello appunto di viceprefetto, la mia funzione di viceprefetto vicario nella prefettura di Treviso e quindi la possibilità di interloquire con i comuni è continua per varie problematiche, ma poi tornerò anche da semplice visitatore e cittadino. Ecco. Oggi prima conferenza stampa da sindaco in cui lei ha voluto ringraziare il commissario straordinario Rocco Berton. Ma assolutamente sì, il commissario Rocco Berton ha gestito la città per quasi un anno, mi sembrava doveroso che la prima conferenza stampa fosse di ringraziamento nei suoi confronti. Ha affrontato momenti difficili con la pandemia ma senza perdersi mai d'animo, anzi dimostrando anche un grosso attaccamento alla città, per cui ci auguriamo che torni presto a trovarci e anche la sua città, tra l'altro il viceprefetto, per cui la collaborazione continuerà. Ora quali sono i prossimi passi che dovrà fare da sindaco e soprattutto ha già un'idea su quella che sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale e sulla composizione della Giunta? Su quello ci stiamo lavorando giorno dopo giorno, ma dal primo giorno invece sto cercando di riprendere le fila dei lavori che ci sono nella città di Conegliano e cercare di incontrare i dirigenti degli uffici e riprendere da dove avevamo interrotto, per cui la Giunta ne parleremo la prossima settimana.